Buonasera, ancora un appuntamento con Punto Regione, ogni tanto appariamo, ci occupiamo in maniera più approfondita e scorrevole a livello di chiacchierata di quello che è l'andamento della politica regionale, in particolar modo da alcuni mesi a questa parte dell'andamento dei lavori relativamente all'approvazione della finanziaria e del bilancio regionale. Vi ricordo che aprile, con il suo quarto mese di esercizio provvisorio, è anche l'ultimo mese possibile entro il quale approvare appunto la finanziaria regionale, pena lo scioglimento del Consiglio stesso, quindi come in maniera molto sbrigativa si suol dire, tutti a casa e ricorso ad elezioni anticipate. Con me, come d'altronde nelle ultime settimane, Pino Careddu, non mi viene il termine su direttore, va bene, è microeditore. Ti diverte la cosa. Del Sassari Sera, nuovo look, la no, barca no, è cresciuto insieme alla barba, è un modo per risparmiare sulle creme antirughe. Sì, quindi si tirano, fai. Non sono soluzioni uniche. Non riesco a beccarti su, un giorno mi auguro che tu mi dica esigenze di copione, esigenze cinematografiche. No, va bene. Allora, va bene sono così. 3 settimane che non ci vediamo, almeno sui teleschermi di Sardegna 1, poi ci frequentiamo per fortuna mia abbastanza spesso durante i lavori del Consiglio regionale. Che cosa è successo? Devo ricambiarti il complimento. Devo ricambiarti il complimento. No, assolutamente grazie. No. E cosa è successo? Durante queste 3 settimane in cui non ci siamo visti? Niente che la gente non abbia preso dai giornali. E allora cominciamo a dire che il fatto fondamentale è la grande rabbia del nostro presidente Di Mauro, al quale potremmo dire: Mauro, dove vai se lo stadio non ce l'hai? Gli hanno tolto la possibilità di potersi presentare come una grande rock star e mostrare i suoi effetti speciali. Ad esempio la legge 11 con questi 50 miliardi che gli consentono di dire al capocantiere della Carlo Felice o l'imprenditore: quando terminate nel 2005, no, la voglio per il 2004, zan zan, ecco, e sborsa una serie di euro che diventano un euro. In effetti Mauro non accetta questa interpretazione un po' troppo sbrigativa del modo con cui lui cercava di procurarsi delle risorse per accelerare i lavori pubblici, ma sta di fatto che l'opposizione e i suoi lo hanno bocciato questo emendamento. Non è il solo e questo lo vedremo. Ecco, però bisognerebbe dire a Mauro, so che ci ascolta, è un nostro caro amico, è un nostro collega, e se non ci ascolta glielo diciamo lo stesso. Ma comunque c'è sempre qualcuno che riferisce. Va bene, dipende dal suo... E sempre di Mauro si tratta. Dal suo, certo. Lui secondo me fa molto male, lo dico con molto affetto, ma con altrettanta spietatezza professionale, fa molto male ad accusare la sinistra di essere complice dei franchi-tiratori. E chiariamolo, i franchi-tiratori sono di casa sua. I complici, la sinistra fa il suo dovere, se riesce ad accordarsi, quando riesce ad accordarsi, con i franchi-tiratori per far cadere la giunta, per far cadere l'opposizione. Di che cosa da lamentarsi? E fa male anche, ma quello fa male per sé, ad essere contro il voto segreto, perché fino a quando c'è il voto segreto lui può dire io non mi dimetto. Il giorno in cui non c'è più il voto segreto, secondo me, mi spiace caro Presidente, non basta manco mezz'ora, non passa manco mezz'ora a chiedergli tranquillamente le dimissioni, non velatamente, pubblicamente. E quel giorno Mauro lo faranno con gli argomenti di Mario Floris. Ora io voglio sfruttare l'attualità per ricordare Golda Meir, la grande madre di Israele, che diceva ai palestinesi: posso perdonarvi per aver ucciso i miei figli, ma non posso perdonarvi per avermi costretto a uccidere i vostri figli. Altrettanto potrebbe dire Mariolino Floris: posso perdonarvi, amici del centrodestra, per avermi fatto cadere, ma non vi posso perdonare per avermi costretto a far cadere Mauro. Ora, quel giorno utilizzeranno questi argomenti e il buon Comincioli, che io apprezzo moltissimo per essere un uomo di mondo, un uomo molto spiritoso. Sembrerebbe che tu sia tra i pochi che apprezzano Comincioli. Ma non ha importanza, io non ho bottega politica, cioè non scambio niente con lui tranne la simpatia e la promessa di un caffè, cioè ho ripreso reciproca, poi non abbiamo mai il tempo di ognuno fare. Fatti gli auguri per Pasqua? Sì, certo, è una persona educata, io poi ricevo e faccio molti auguri, è un lavoro di pubbliche relazioni. Perché viene visto così male il senatore? Ecco, ogni volta che sbarca in io Sardegna. non so che l'ultima volta mi ha detto una cosa molto bella. Sì, poi possiamo dirlo, temono la concorrenza, non vogliono accettare la sua presenza.
In effetti Comincioli, il quale dicevo è molto spiritoso, l'altro giorno mi ha detto che alla fin fine, quando vedeva tanta gente ammalata, non ha parlato di suoi di Forza Italia, ha detto che gli sembrava il treno bianco per Lourdes. E la cosa mi è piaciuta molto. Beh, è chiaro, la sua presenza significa qua che non c'è nessun'altra mediazione verso il Cavaliere che non faccia capo alla sua persona. Ora, che a me risulti, gli accordi sono questi. Comincioli risponde di Forza Italia in Sardegna, non ci sono altri. Mauro risponde al Cavaliere direttamente dalla Giunta. Ai lui Mauro, perché purtroppo ha scelto un momento forse sbagliato, però d'altronde era un atto dovuto, bisognava dargli la possibilità di fare il Presidente della Regione. Ora, io mi auguro che lui riesca a superare il momento, il dopo finanziaria. Ci riuscirà? Non lo so. Perché hai dei dubbi? I dubbi sono dovuti ad un fatto molto semplice. Intanto tutti i messaggi che vengono mandati al Partito Sardo d'Azione. Diciamoci subito che... I messaggi del Presidente o i messaggi del capogruppo di Alleanza Nazionale? Beh, vabbè, non solo. Dell'altro giorno. E beh, se affrontiamo quello di Alleanza Nazionale dovremmo dire alcune cose. Il feeling tra Alleanza Nazionale e Partito Sardo d'Azione non nasce con la segreteria di Giacomo Sanna. Nasce nell'altra legislatura, segreteria di Giacomo Sanna, riferito al Partito Sardo d'Azione. Lo sanno tutti, Giacomo Sanna è il segretario nazionale del Partito Sardo d'Azione. Lo è a partire da questa legislatura, non lo era nell'altra legislatura, quando invece era stato assessore ai trasporti insieme a Serenti, che era assessore alla cultura. Bene, in quel periodo ci fu un dialogo fittissimo tra Salvatore Bonesu e Italo Masala, attuale. Allora il partito era all'opposizione. Devo dire, Italo Masala e Bonesu sono due persone diverse per temperamento e per stili di vita, però sono due cervelli fosforici e sono quelli che hanno buttato le basi per le grandi riforme che sarebbero dovute fare nella regione. Ora, da allora è nato questo feeling che poi è stato raccolto con la segreteria in termini di empatia dalla segreteria di Giacomo Sanna, il quale è stato, penso, il primo a sostenere la necessità che l'Alleanza Nazionale avesse il massimo della visibilità istituzionale, facendo il Presidente del Consiglio, se non che quella poltrona era stata già opzionata da Serrenti. E d'altronde il Partito Sardo d'Azione non aveva nessun interesse a chiedere la testa di Serrenti, posto che avesse potuto farlo, anche perché l'allontanamento di Serrenti dal Partito Sardo d'Azione è stata la grande fortuna del Partito Sardo d'Azione. Talvolta io sfotto, in termini molto rispettosi e amichevoli, Giacomo Sanna dopo un Consiglio nazionale dicendo che ormai il partito gli dà un consenso bulgaro. In effetti è stata una fortuna, sono divise persone che devono dividersi. Torno ad Alleanza Nazionale. Ora, Alleanza Nazionale, secondo me, e questo problema lo si avverte maggiormente alla vigilia del Consiglio nazionale, del Congresso nazionale, l'Alleanza Nazionale è diventato un grosso contenitore in cui hanno avuto punto di convergenza i ceti medi e i post-fascisti della vecchia convergenza. Hanno il problema della cultura di riferimento e non va dubbio che la cultura sardista, non necessariamente quella dei grandi padri del sardismo, ma quelli della biodiversità e di tutti i temi collaterali alla biodiversità che poi fanno capo ai maestri del pensiero sardista, possono attirare notevolmente. Ora, il messaggio di Alleanza Nazionale è un messaggio in parte peloso. Io ho molta stima di Bruno Murgia. È peloso perché si cerca di salvare la situazione, però contiene attualmente una diversità. Mentre ad Alghero, non più all'inizio della legislatura di Mauro Pili, ci fu Gianfranco Anedda che invitò il Partito Sardo d'Azione ad entrare in giunta, ma lo fece probabilmente per rendere il Partito Sardo d'Azione alternativa a qualcuno dei cespugli spinosi. Oggi il partito Alleanza Nazionale e il presidente Bruno Murgia lo fa avendo la certezza che il partito per 3/4 si è rinnovato e quindi lo fa in un'ottica completamente nuova. Però a leggere le interviste e a seguire le dichiarazioni di Giacomo Sanna sono tutt'altro che entusiastiche, sono rispettose, sono, diciamo così, sono attente ai partiti che hanno attenzione per il Partito Sardo d'Azione, però sostiene: noi abbiamo il nostro programma, prima condividiamolo, poi scegliamo chi lo manda avanti. Scusami, sei partito da Bonesu e Italo Masala, ma di contatto ce n'è stato un altro in inizio di legislatura, prima ancora
che fallisse il tentativo di Pili, poi quello di Floris, poi quello di Selis, poi di nuovo Floris. Devi tener conto del fatto che nella politica, oltre ai rapporti di potere, oltre ai rapporti di governo, ci sono anche i rapporti di frequentazione personale e amichevole. Giacomo Sanna ha con quasi tutti, dico Giacomo Sanna, faccio spesso il suo nome perché è l'uomo di punta e insieme a Pasqualino Manca del Partito Sardo d'Azione. E quindi ha buoni rapporti e siccome non ci sono, la situazione non è tanto felice da dover sempre necessariamente difendere la Giunta e molto spesso le critiche di Giacomo con le confidenze di Alleanza Nazionale coincidono e portano alla constatazione che tutto sommato assieme si potrebbe vedere meglio il problema di questo cambiamento. L'uscita sulla stampa nei giorni di Pasqua, esattamente il 1° di aprile, e su questo si è chiosato, da parte di Bruno Murgia, che appunto apriva ai sardisti, hanno infastidito Mario Floris, che lo ha giudicato un pesce d'aprile. Ecco, allora diciamo subito qual è la ragione. Tra Mario Floris e Giacomo Sanna è scoppiato un feeling, ma direi ecco, come due persone che amano i cani e che si trovano tutte e due a passeggio mentre i cani fanno i loro bisognini. Lo dico ovviamente così senza... in questo modo. Si scambiano, vabbè. Si scambiano i complimenti sui cani. Siamo a passeggio coi cani. Stiamo parlando di due persone, si dice cinefili o cinofili? No, cinofili. No, bene, pensavo al cinema, cinema del Consiglio regionale. Allora si scambiano pareri, poi alla fine scoprono di essere vecchi amici. Cioè, diciamo, qual è la parentela tra... Ma l'abbiamo già spiegato questo. Mario Floris porta avanti l'idea del polo nazionalitario. Gran parte delle parole, il lessico di frequenza di tutto questo polo nazionalitario, di tutto questo progetto, il lessico di frequenza lo trovi nel pensiero del Partito Sardo d'Azione. Che poi i due possano avere o meno interesse ad incontrarsi, questo è un altro fatto, ma ciò non toglie che qualsiasi interferenza che venga da una parte così lontana come lo è stato, come è stata Alleanza Nazionale quando era il partito fascista, che venga questo invito dimenticando il passato, eccetera, questo può anche irritare Mario Floris, però probabilmente il Partito Sardo d'Azione ha superato da un pezzo la pregiudiziale antifascista, cosa che probabilmente non hanno fatto altri negli ambienti laici e socialisti. E quindi praticamente mentre Giacomo Sanna ha trovato normale che ci fosse questo invito da parte del partito di Alleanza Nazionale, Mario Floris, non diciamo che l'ha visto con invidia, Mario Floris è uomo di mondo, l'ha visto con fastidio e forse diciamo con un po' di sufficienza culturale, un po' di superbia politica, ma se lo può consentire. Torniamo a Pili. Presidente, tu mi hai detto, glielo dico con molto affetto, ma protagonista di parecchi errori ultimamente. Sì, vedi... La sinistra, l'opposizione in generale, lo accusa di comunicazione mediatica e basta. Ecco, appunto, tu guardi Mauro, vabbè, forse trasuda da quello che diciamo troppa simpatia, sembra un protagonista del quadro di Volpedo de Pelizza, il quarto stato, quelli di prima fila. O Pelizza da Volpedo. O Pelizza da Volpedo, scusa la mia ignoranza artistica. Ecco, è bello, si presenta bene, è la rock star, riesce a riempire il coso. Ora, qual è la sua fortuna all'interno del centrodestra? Berlusconi ha capito una cosa, Mauro non aggrega, Mauro è sufficientemente egoista. Però Mauro ha una grande capacità di comunicazione non solo a livello locale, cioè a livello regionale, ce l'ho anche quando lo porti fuori, uno che ti fa fare bella figura. A livello a Bruxelles, dove lui tra l'altro è tra coloro che dovranno riscrivere la Carta europea, ha stretto degli importanti rapporti. Quindi Berlusconi non gli chiede tanto di essere qua, di governare in Sardegna, dove probabilmente può non ottenere i risultati che potrebbe ottenere se non sedesse in giunta. Gli chiede soltanto di rappresentare il partito in Sardegna attraverso la sua immagine. Ora, probabilmente c'è un abuso di immagine e la sinistra non ha torto, così come non ha torto Mauro Pili, ma questo cosa c'entra con l'interesse della Sardegna? Ecco, per esempio, un dato significativo è questo. Quando Pili parla
terremo accese le luci delle ruspe durante la notte che lavorano. Effetti speciali. Effetti speciali. Effetti speciali. E Rockstar, il grande stadio, ecco, ho l'impressione però a lungo andare, mentre lui riesce, e probabilmente i propositi sono buoni, probabilmente sa anche che se avesse quella disponibilità finanziaria, che poi non so come verrebbe giudicata dalla magistratura amministrativa, probabilmente riuscirebbe ad ottenere l'urlo della folla. Però di questo passo, facendosi bacchettare e facendosi sgambettare costantemente, diciamo, riuscirà, come riusciva Santana, Lou Reed, a riempire gli stadi, o Jimi Hendrix, ad avere l'urlo della folla. E se non c'ha lo stadio, dove vai, Mauro, se lo stadio non ce l'hai? Ora, è un suo modo di fare politica questo, va bene a Berlusconi, va bene a Comincioli, non lo so, non lo so. Fino a un paio di giorni fa, un paio di settimane fa, tu eri anche il sostenitore di un'altra tesi. Tu dicevi, l'unico che abbia veramente interesse a sciogliere il Consiglio regionale in questo momento è lo stesso Presidente. E continua a sostenerlo, ne è prova. Nel momento in cui lui attacca la sinistra, chiamandola complice del centrodestra, in effetti vuole irrigidire quei rapporti che hanno portato il centrodestra e il centrosinistra a fare quell'accordo che avrebbe dovuto portare il Consiglio regionale a chiudere la finanziaria entro il mese di marzo o comunque i primi di aprile. In ogni modo a Mauro va bene sia che cada il Consiglio regionale, perché verrebbe riproposto Presidente, sull'onda del vittimismo non ci hanno fatto fare, e sia... Verrebbe riproposto Presidente? Perché da più parti è stato... Ecco, il problema è di Mauro, è quello di andare subito a elezioni prima che piccoli presidenti crescano, prima che, diciamo, piccoli nel senso che ancora non hanno lo spessore e la visibilità, ma che diciamo Sandro Balletto, e perché no, Emilio Floris, e Ciccu. Ciccu potrebbe diventare dall'oggi al domani da sottosegretario ministro e poi subito dopo dimettersi e diventare presidente incaricato del centrodestra. Mauro queste cose le sa, Mauro è un uomo politico, la testa del politico ce l'ha, ed è uno dei pochi figli d'arte che forse sono bravi quanto il padre, però tutti questi suoi bizantinismi mentali, questo suo modo molto giovanile, che dovrebbe onorarci perché il nostro segmento generazionale vorrebbe vedere i giovani al potere, ma tutto questo viene capito dall'opinione pubblica, oltre che da quella deriva plebiscitaria che lui sa suscitare in tutte le elezioni. Questo va bene a Berlusconi, d'accordo, va bene, e poi vedremo se va bene anche a noi. Ovviamente tutto questo non lo dico per lasciar trasparire una qualche preferenza politica, non interesserebbe a chi ci ascolta. Tutto questo lo dico perché si abbia chiara l'idea delle contraddizioni che stiamo vivendo. Dietro l'avventura felice di un uomo e dietro il tentativo costante di un partito o di una coalizione di fare il cambiamento, ci troviamo di fronte a una situazione che non è diversa da quella che ci ha lasciato il centrosinistra tradizionale. Devo dire una cosa, se c'è qualcuno che sostiene che questa giunta ha fatto i suoi comodi o ha fatto sottogoverno non ha capito niente. È tale la fretta che ha questa coalizione di realizzare o comunque di mandare i parenti negli enti perché si fidano più dei parenti che della gente che potrebbe essere reclutata fuori. Poi magari si ripromettono di mandare la gente che conta. C'è molto dilettantismo dovuto al fatto che tutto è accaduto improvvisamente, colpiti da improvviso benessere. Senti, prima di andare alla prima pausa pubblicitaria, finendo di raffigurare lo scenario. Lo scenario è questo. Cioè, esiste un dopo Pili o il dopo Pili è senza... Io sostengo, io ogni tanto rifaccio i titoli di Sassari Sera, è una mia una deformazione professionale. Cioè, con Pili è cominciato il dopo Pili. Bisognava farla questa... Può darsi che poi... Pili riesca a chiudere la legislatura. Sono certo di questo fatto, cioè è una mia convinzione personale, voglio dire in maniera meno autoreferenziale. Questo atteggiamento alla Carmelo Bene, per rendere omaggio al grande teatrante che è morto in questi giorni, e lui non può pensare ancora di poter governare dicendo sono apparso alla Madonna.
Vabbè, queste erano espressioni che un tempo si usavano È un titolo, è un per Craxi. No, è un titolo di un'opera di Carmelo Bene, volevo rendere omaggio all'attualità, non vado oltre ovviamente. Tutto questo detto con molta simpatia per il nostro giovane Presidente. Bene, adesso andiamo ad espletare la prima formalità pubblicitaria. Chiedo ai colleghi in redazione e ai tecnici in regia durante la pausa pubblicitaria di collegarsi almeno telefonicamente con Mario Cabasino, perché una mezz'ora fa circa la maggioranza è andata nuovamente sotto in una votazione, quindi ne sapremo di più quando ci ricollegheremo. A tra poco. Allora, quando sono le 21:22, questo anche a beneficio di chi dovesse seguirci nelle repliche della notte, vediamo qual è la situazione in Consiglio regionale. Mario Cabasino. Sì, Sandro, eccoci all'articolo 16 della finanziaria, ma come dicevi tu prima della pausa pubblicitaria c'è il fatto di rilievo, la notizia è avvenuta qualche tempo fa, vale a dire sull'articolo 15 c'è stata una votazione per parti. Ebbene, la parte che praticamente rappresentava il cuore di questo articolo, vale a dire i finanziamenti per le opere pubbliche come strade, vedi la Olbia Palau, invasi, dighe e opere fognarie, quindi interventi di grande rilievo, dicevo, questa parte è stata bocciata a scrutinio segreto. A chiedere il voto segreto è stato ancora una volta il capogruppo dei Popolari Paolo Fadda, sono arrivati 38 no e 37 sì, e praticamente è stato colpito al cuore l'articolo 15 della manovra finanziaria. Un altro fatto di rilievo, ancora una volta i franchi tiratori sono entrati in azione, avevano già colpito questa mattina affossando un emendamento di Alleanza Nazionale che voleva destinare delle risorse per la zona industriale del Sulcis. Ecco, scusa Mario, hai sicuramente già fatto dei calcoli relativi. Volevo chiederti, avete calcolato quanti sono stati i franchi tiratori in questa occasione? Allora, gli esperti, perché io con i numeri ho sempre un pessimo rapporto, gli esperti mi dicono circa 6 cecchini sarebbero entrati in azione per affossare l'articolo 15. Ecco, ma si ha la sensazione che ci sia una sorta di accordo trasversale tra maggioranza e opposizione, per cui a un certo punto qualcuno chiama la fucilazione però viene chiesta, o l'impallinamento per meglio dire, viene chiesto da un rappresentante del centro-sinistra e a quel punto puntuali entrano in azione i franchi tiratori? Eh sì, è una sensazione forte che si ha, perché guarda caso si divide per parti l'articolo 15, passano quelle che sono le parti meno rilevanti e poi all'improvviso si chiede il voto a scrutinio segreto proprio dal comma 4 al comma 12 che praticamente rappresentano la parte fondamentale dell'articolo 15 e guarda caso fanno la loro comparsa i cecchini. Ecco, così rimanendo le cose, in pratica a cosa stiamo arrivando? Che una volta approvata, dopo tanta fatica, dopo tante polemiche, questa finanziaria sarà svuotata dei suoi contenuti più importanti? Sì, in effetti non è più quella finanziaria che era stata presentata dalla Giunta, non è più quella finanziaria che era stata esitata dalla Commissione Bilancio presieduta da Giorgio Balletto, che già in Commissione comunque aveva subito diverse modifiche. Cosa resta? Il personale, si è fatto un disegno di legge ad hoc, l'ha varato proprio la Commissione presieduta, come lo vedete ora dalle immagini, da Emanuele Sanna, la Commissione Autonomia e Riforme, l'ha varato ieri. L'urbanistica ci sarà lo stesso una legge ad hoc, sul piano per il lavoro articolo 17, altro scoglio comunque di questa nottata di lavoro in Consiglio regionale, la spuntata Rifondazione Comunista il suo capogruppo Luigi Cogodi, riuscendo a dare ampi poteri ai comuni nella gestione delle risorse. Sandro, in effetti questa non è la finanziaria che si era presentata dopo la Commissione. Ecco, in questo momento l'atmosfera cosa dice? Che sembra che sia tornata
l'armonia tra le due fazioni e quindi si va avanti. Quale potrebbe essere il prossimo intoppo? Ecco, in questo momento, proprio in questo momento, c'è una pausa dei lavori del Consiglio regionale, tutti i consiglieri sono, come dire, si può dire in ordine sparso nell'aula, si parla, ci si consulta, vedo un capannello proprio davanti all'assessore alla programmazione e al bilancio Italo Masala. Gli scogli, proprio Luigi Cogodi ci diceva, approviamo l'articolo 17 stasera, così noi domani, noi di Rifondazione, possiamo partire per il nostro congresso nazionale, lo stesso devono fare quelli di Alleanza Nazionale che hanno il congresso nazionale a Bologna, e praticamente domani sarebbe tutto in discesa, eccezione fatta per l'articolo 20 che riguarda cultura e sport, comprende 34 commi, tutti da votare circolarmente, e Sandro ricorderai quell'articolo della cultura che era rimasto al palo, diciamo era molto sul nascere, il 44, si cerca proprio di recuperarlo nell'articolo 20 della finanziaria. Qualche sorpresa potrebbe sorgere su questo passaggio, insomma. Bene, grazie a Cabasino, sospensione dei lavori anche per te, semmai noi chiudiamo intorno alle 22, ti richiameremo poco prima della sigla. Grazie per il momento. Allora, Caretto, hai sentito? Sì, ho sentito e mi viene da pensare a una cosa divertente. Il mio amico Giorgio Corona dice: questo è il nostro risorgimento, ma a me questa sembra la battaglia di Coito, quindi non so. Ma tutto questo è fisiologico. Specifichiamo per gli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori. Cos'è la battaglia di Goito? No, ecco, appunto. Appunto, sì. Hai No, usato beh, va bene. un termine Sì. leggermente diverso. D'accordo, hai voluto sottolineare. No, perché poi magari qualcuno l'ho fatto per il prestigio della nostra scuola. Rimane Grazie. il dubbio. Dice, grazie, mi associo. È molto fisiologico, noi ne abbiamo già parlato. Questa è una maggioranza di 44 voti, di 44 consiglieri, ma in effetti poi vai, anche quando si vogliono bene sono 39, insomma, riescono a... questa volta questa parte fisiologica si allarga fino a diventare una parte patologica. Spesso però accadono anche dei fatti ben precisi che mancano nell'aula per ragioni varie, che noi non abbiamo ragione di inficiare con la cultura del sospetto. Mancano anche uomini di punta. Ultimamente una legge, un emendamento importante. Proprio quello dei 50 miliardi, ecco, se preferite. Non è passato per l'assenza di 4 signori di grande rilievo politico. Uno è Liori. Liori è il nuovo segretario provinciale di Alleanza Nazionale, il quale, poveretto, era andato a rendere grazie agli amici che lo avevano eletto per la sua vittoria su Edoardo Usai, ed è mancato al voto. Ora, Liori non è soltanto il segretario provinciale, è anche il futuro, o perlomeno aspirante assessore, è il futuro successore di Emilio Pani. Lunga vita Emilio Pani e buona fortuna anche a Liori. E mancava Giorgio Balletto. Giorgio Balletto, che peraltro è una persona diligentissima, è mancato quel giorno causa colica. Permettimi una velocissima pausa, perché bisogna dar merito anche ai ragazzi, perché loro non sanno di cosa noi andremo a chiacchierare nell'ambito di questa ora di programma, per cui avevano preparato Liori, tu hai cambiato immediatamente argomento. Non ero coordinato, no, non ho ricevuto. Non c'è problema, diamo merito che la regia era pronta. Sei molto attento. Allora mi dica che dobbiamo... No, sto scherzando. Fagli mandare in onda Liori, così Giorgio, certo, abbiamo soddisfatto. Mi dicevi, Liori, che Liori posso dire, per dare tempo ai ragazzi, posso dire una cosa molto bella. Mi sono ricordato, dopo la vittoria su Usai, che è l'uomo che dice noi siamo il partito delle persone educate, e ha ragione, se lo può consentire Usai. Ricordo che Usai anche sa essere ragazzo di strada, e ricordo un suo slogan quando diceva: si non vuole, io non pasticcio, si non vuole sfatti gollai, vota a Usai. Quindi io spero che Liori tenga conto di questa componente stradaiola dell'avvocato Usai, Edoardo. Allora, ecco, mancava Liori, mancava poi Giorgio Balletto, il quale è anche presidente della Commissione Bilancio. Sì, il quale ha avuto occasione di dire, per giustificarsi, aveva già avvisato che aveva resistito praticamente per tutta la seduta della Commissione che era riunita la mattina, e
a un certo punto proprio in aula ha resistito finché ha potuto. No, poi è Balletto andato ha fatto di più. Ha dichiarato pubblicamente in aula all'inizio della discussione che lui non era molto d'accordo su questa finanziaria, che aveva subito troppi rimaneggiamenti, eccetera, aveva le sue critiche da fare, però lui era anche già uomo, da allora, figuriamoci adesso. uomo di non è stato ripagato perché l'opposizione, invece di gradire questa autocritica del Presidente della Commissione, ha un po' sfottuto, gliel'ha fatto pagare con l'ironia. E però è mancato proprio il giorno in cui il suo voto e la sua presenza era determinante anche come stimolo. E l'altro che è mancato è Onida, l'ex assessore Onida, è un uomo di punta, è un uomo che è nella rosa ristrittissima dei possibili successori, sempre lunga vita Pili, dei possibili successori del Presidente, anche se lui va a dire che vede la sua carriera politica in proiezione nel campo nazionale. È mancato, e Onida è una di quelle persone che critica spesso la Giunta, sempre con una conclusione propositiva, però cerchiamo di far fronte, cerchiamo di portare a termine questa legislatura. Ora, questo come può essere pensato? Questa sua assenza come una sorta di refrattarietà da parte degli ex assessori, se pensiamo all'altro ex assessore che è mancato e che era Pirasto, il quale era ricoverato in ospedale. Ora, vediamo che fisiologicamente in una votazione importante sono mancati visibilmente 4 personaggi importanti. E questi non sono certamente franchi tiratori, non avrebbero potuto esserlo perché non c'erano. A questi sono aggiunti gli altri. Quindi questa giunta, o perché c'ha l'infermeria, o perché c'ha la loggia coperta, nel senso migliore del termine, questa giunta fatica ad andare avanti. Devo dirti che io molto spesso apprezzo l'assessore alla programmazione Itala Masala per il modo con cui riesce a tenere ad un'aula che ha, con i pensieri segreti, la fretta da parte della maggioranza che qualcosa accada di poco buono, e deve tener conto, sempre questo assessore, anche l'offensiva di questo centrosinistra che non solo non fa sconti, ma si gode anche lo spettacolo di questo centrodestra che sempre ha la caccia dello sgambetto utile. In campo nazionale si dice che la politica berlusconiana degli ultimi mesi abbia avuto come unico effetto miracoloso quello di ricompattare finalmente la sinistra. Un fenomeno in scala si sta verificando. Ecco sì, Berlusconi è il babbo di Mauro. A forza di essere comunicatori ed essere tanto sicuri nella comunicazione, finiscono col dire le cose che non dovrebbero. Ora ci troviamo anche di fronte a un processo di demonizzazione dell'avversario che non conoscevamo prima, e oggi pensare la vita politica e la contrapposizione tra le parti come una lotta tra il bene e il male porta inevitabilmente a queste demonizzazioni. Certo è che Berlusconi si è assunto anche il compito di rappresentare il centrodestra, il governo, l'Italia in prima persona, essendo anche ministro degli esteri. Però questo è una cosa che mi ricorda ancora Mauro, e questo mi riporta a un pensiero gay. Lo ricordavamo forse oggi al bar, sì, no, e noi abbiamo alcuni uomini politici, no, non ti scandalizzare, se no facciamo così. Dipende dall'abbinamento. Se è un giochino, dipende dall'abbinamento che se fai. è un giochino va bene. No, dico, sì. Ci sono degli uomini politici che agiscono per il bene delle istituzioni e poi si fanno istituzioni. Dicevo, il pensiero gay è quello dell'amico gay che dice all'amica carissima: tu sei la sola donna al mondo che io vorrei essere. Cioè, sì, partono per amore delle istituzioni e poi si fanno istituzione. Spesso il giochino non riesce perché la gente dice tu sei gay e non va il gioco. Ecco, lo dicevo ovviamente tanto per dire una cosa facile. Ecco, senti, non so se hai sentito la gioia dei tecnici in regia quando tu hai detto tu sei gay, mi hai indicato. E questa è una rivalsa corporativa. Una rivalsa corporativa. Evidentemente non sei il padre buono che vuoi apparire. Assolutamente no. Oggi ci siamo intrattenuti in chiacchiera in Consiglio regionale con Noemi Sanna, che tu hai detto l'avrei vista molto bene, per carità, degnissimo sostituto, compagno di partito alla vicepresidenza rispetto alle prime designazioni, Luigi Bigio. Sì, non è in discussione Luigi Bigio. No, tu hai detto, è un po' un pezzo del nostro cuore anche, nel senso senza enfasi e senza contaminazioni gay. Indubbiamente Noemi Sanna, se non ci fosse stato ciò che è accaduto all'interno di questo partito,
sarebbe stato un valido antidoto alla presenza devastante, ma anche dal punto di vista dell'immagine, anche per la sua capacità a proporsi, una bella abbinata, e quindi una capacità di confronto-contrasto col presidente, l'attuale presidente del Consiglio regionale. Forse avremmo avuto anche una nota di civetteria e anche di garbo e di buon tono. Ovviamente non lo dico perché Noemi Sanna è una bella signora, perché sa parlare, sa proporsi, e perché tutto sommato va difesa. Beh, è una donna preparata. Ecco, va difesa soprattutto perché è preparata. E poi perché, diciamo, anche lei è vittima di un partito, io rimprovero sempre i miei amici sardisti, vittima di un partito macista, insomma, o maschilista, e quindi probabilmente ora la signora Noemi Sanna, la dottoressa Noemi Sanna, che è un'analista, una psichiatra anche considerata, si trova a dover fare soltanto analisi professionali dei suoi colleghi. Indubbiamente questo è un problema che andrà risolto, perché nel momento in cui i giovani di Alleanza Nazionale vanno rafforzandosi, Noemi Sanna, per una storia che non è generazionale, ma per una serie di, diciamo così, di alleanze necessitate, si trova a fare parte di quella pattuglia geriatrica dove lei certamente non sta bene. Ma questa è una storia di tutte le donne che sono dentro i partiti e che sono in istituzioni estremamente conflittuali, come la Regione Sarda, e si rifiutano di fare le belle statuine, di essere dei ninnoli, dei portachiave da appendersi alla cinghia, insomma. Beh, ecco, non ha neanche, fra l'altro, abbiamo visto l'immagine fino a pochi secondi fa, non ha neanche l'aspetto del ninnolo, del portachiave. Beh, vabbè, tutto quello che abbiamo detto, No, ma io ho detto nell'immaginario probabilmente, nell'egoismo di certi politici, e il ninnolo non è il caso. Perché non riescono ad avere incarichi di un... Cioè, vabbè, sono 4 su 80 Noemi Sanna lo ha avuto un incarico di questo tipo, è stato presidente della Commissione Sanità, ha affrontato anche problemi abbastanza importanti. Io penso che gliel'abbiano fatta pagare. Io non voglio estendermi ai fatti di Sassari, ma sono accaduti a Sassari alcune cose che a me sono parse mirate a disturbare l'azione e la figura di Noemi Sanna, la quale, altra sciagurata alleanza, si è dovuta alleare col professor Petangù, mi scuso ogni tanto, col sindaco di Sassari, professor Gian Vittorio Campus, in quella parte politica che prima sembrava d'accordo per fare una gestione unitaria e poi invece ha tentato il colpo personale. Anche in quel caso Noemi ha dovuto fare la profuga, nel senso che, avendo perso quella guerra, deve cercare di recuperare a livello regionale, ma non le sarà difficile, una battaglia che invece a Sassari poteva vincere se tutti avessero accettato le condizioni posto, diciamo così, la proposta fatta da Italo Masala, che voleva un rinnovamento senza discontinuità. Ma questi sono tutti fatti dentro tanti altri fatti che forse ci potrebbero portare lontano. Non va dubbio che questo Consiglio regionale ha bisogno di un'aula ordinata, di un'aula meno... Più donne anche magari? Certo, ce ne sono 4, sono... Beh, 4 su 80 mi sembra un numero... Ma singolarmente potrebbero rappresentare così, potrebbero essere 16. Hanno tutti i numeri per fare alcune parti. Cito Ivana Dettori, molto brava, tra l'altro l'unica donna del partito ex comunista che riesca in una competizione maschile come quella della lista del listone a farsi eleggere. Un tempo la rappresentanza femminile era una prerogativa dei partiti di sinistra. Un tempo. Quanto tempo fa? Beh, almeno fino... sì, tanto tempo fa. Il tempo reale e il tempo virtuale ha ridotto, ci ha portato lontano di secoli. Parlavo, oltre che di Ivana Dettori, di Mariella Pilo, una donna sempre interessata di problemi aziendali, che parla con molta competenza. Parlo di una persona estremamente ammirata e invidiata come la giovanissima Claudia Lombardo. Tutte persone che hanno il loro ruolo, cioè hanno la psyche du rôle per avere ruolo, ma che sono schiacciati dalla presenza maschile. Servirebbe aumentare il numero delle donne nelle liste, oppure sono le stesse donne che poi non votano per le rappresentanti? È un problema che non voglio affrontare. Io ho l'età per poter parlare con molta chiarezza con le donne, essendo fuori mercato. Devo dire che molto spesso si prestano anche ai riti dell'uomo di potere.
e sono i riti della seduzione conto terzi. E sono poche le donne che hanno il coraggio di affrontare la vita politica con tutte le conseguenze del caso, tranne che non si tratti dell'ex assessore, dell'ex presidente, dell'ex ministro alla sanità, Bindi, la quale poveretta non ha nulla da perdere, ma dico sempre con rispetto parlando. Pubblicità per noi e poi andiamo ad affrontare gli ultimi 20 minuti di questa trasmissione. Allora, falla subito questa accusa. Perché ah sì, siamo già in diretta. Mi stavi accusando durante la pubblicità. Certo, di compiacenza nei confronti di un collega. La sera in cui è stato bocciato l'articolo 11, cioè l'articolo tanto caro, sì, la bomba disattivata di Mauro Pili, mentre la concorrenza, Videolina, possiamo fare il nome, no? Appunto, io non ho poi ragioni particolari per non farlo. Non posso neanche ha dato grande il risalto. Voi avete taciuto, o comunque ne avete parlato, ma... Perché era diventata una non notizia. Almeno secondo il nostro modo di vedere. Bisogna che io rifaccia un corso di giornalismo. No, grazie. Nel senso che è la famosa sera in cui tutti abbiamo riaperto i giornali e tutti siamo corsi in Consiglio regionale, perché addirittura la segnalazione, tu stesso sei stato recuperato nelle scale col cappotto e la borsa, se ti ricordi bene, la segnalazione era che il Presidente avesse avuto alla bocciatura dei famosi 50 miliardi di vecchie lire un gesto di stizza, stesse infoderando le carte per andarsene. Io me ne andavo perché ho avuto una confidenza da parte di un francotiratore e quindi ovviamente non li faccio, se no le mie gole profonde non parlerebbero più. Devo dirti una cosa, però ti devo abbinare a Pippo Peritti. Quando non c'è Pippo si vede, anche l'Unione Sarda, la Nuova Sardegna, l'Indomani non ha dato la notizia col dovuto risalto di cui è stato capace l'Unione Sarda. Io mi sono limitato a pensare che i colleghi della Nuova non ce l'avessero fatta nella prima No, i colleghi della Nuova e poi... sono sempre rappresentati da validi professionisti, non facciamo i nomi, dico Pippo Peritti, abbiamo già fatto i nomi. Evidentemente è successo qualcosa. Non era stata fiutata l'aria probabilmente. No, l'aria è mefitica, è difficile pensare che arrivi la primavera e quindi parti con l'idea di turarti il naso e non senti, ma dico questo è... E poi sai col clima che vige dopo il golpe del cappuccino, tu sai che oggi sono a guardia del transatlantico per evitare che vadano gli estranei, ci sono per tutte le ore ci sono 2 guardie a turno. La guardiania di questi 2 ingressi costa 1.080.000 lire al giorno. Se non fossero lì probabilmente sarebbero al quartiere. No, sto parlando della guardia al portone per evitare le contaminazioni. La cosa non ci riguarda, noi abbiamo deciso che l'occasione è buona per prendere la distanza dei politici, cioè per stabilire la purezza dei ruoli. Noi facciamo i giornalisti, voi siete i politici. La diminuzione della frequentazione ci aiuta ad essere più sinceri entrambi, loro a dirci che scriviamo cazzate, e scusa il termine, e mi scuso con gli ascoltatori, e noi a dire che non ci piacciono quando non ci piacciono. Ora, io ogni tanto passo, perché non si può non avere cordialità con delle persone che stanno tutti i giorni in palato di là a guardare qualcuno che non entra. Gli chiedo se c'è qualche clandestino, mi rispondono di no. Ho chiesto se ci fosse qualche arresto, anche per giustificare la spesa. Mi dicono che non c'è stato nessun arresto. Ora, non so se compiacermi con chi non fa il clandestino col transatlantico, che poi è una simulazione del naufragio del Titanic, un giorno o l'altro. Senti, visto che stai introducendo l'argomento marinaro e comunque balneare, e siccome c'è una precisazione che riguarda il Poetto, tu frequentazione di spiagge, sei nativo di La Maddalena, hai frequentato in gioventù la Costa Smeralda, sicuramente sei stato... Ci sono nato, diciamo, senza darsi arie. Sicuramente sei stato a Platamona o alle Bombarde, visto che hai una casa anche ad Alghero, o se preferisci Stintino. Del Poetto che cosa mi dici? Da sassarese... Ma io penso che questa isteria sia dovuta al grande affetto dei cagliaritani, al fatto che voi avete la fortuna di avere, come poche città d'Italia probabilmente, la spiaggia, questa enorme spiaggia dentro la città, e che ci sia un dato di ansietà, la paura di non poter stare in questa spiaggia alle condizioni di prima. Naturalmente però le ragioni per cui si è fatto questo ripascimento sono note, non sto a dirlo io, non porto vasi a Samo, voi siete cagliaritani, io sono sassarese. E dico questo però, stiamo attenti che per eccesso di paura non venga fuori un'ondata di vincolismo,
per cui si trova una bomba e trovo che sia molto normale pescare una bomba in mare e improvvisamente si mettono dei vincoli, sine die, e quindi non si possono condurre altri, o si possono portare a termine certi lavori per paura che deflagri un'altra bomba. Ora, la bomba che rischia di deflagrare veramente è quella sulla testa dei politici se la spiaggia non cambierà colore, se la sabbia non cambierà colore e se i politici non saranno in grado di restituire nel tempo estivo la spiaggia ai cagliaritani. Quindi io la vedo soltanto come una grande paura, una forma di grande affetto nei confronti dei cagliaritani, nei confronti della loro spiaggia, e poi da parte mia, per un atto di ospitalità sarda, l'invito a venire nelle nostre spiagge cagliaritani, così incrementeremo il turismo di Alghero e il turismo della Costa Smeralda. E quello di Platamona. Platamona non è così brutta, i sassaresi hanno la puzza al naso, né Stintino è meglio, Stintino è delizioso borgo marinaro, per oggi si implode, è impossibile andare. Invece Platamona è una spiaggia molto folk, molto popolare, però è altrettanto... Cos'è? La rivalutazione sulla base del fascino dei ricordi o no? No, io non ti ho detto, essendo maddalenino, ho sempre fatto la stagione estiva altrove, io veramente prevalentemente la faccio in Corsica o nel sud della Francia, ma lo faccio per una ragione mi allontano per ragioni di calma, di tranquillità, perché sennò continuiamo a fare la vita d'ogni giorno. Allora, chiudiamo l'argomento Poetto con questa agenzia che dice i bagni al Poetto non sono a rischio, lo assicura il presidente della provincia di Cagliari Sandro Balletto, sottolineando che in presenza di un cantiere aperto è doveroso intervenire con divieti momentanei alla balneazione e che sono necessari per la sicurezza delle persone. Ti posso intervistare? Ti chiedo, Sandro Balletto, che io vedo sempre pronto a bacchettare tutti, e probabilmente anche con ragione, questo atteggiamento estremamente severo è dovuto al suo esordio in politica, è un dato di caratterialità, oppure è l'uomo tutto d'un pezzo che può diventare il sostituto di Mauro? La fai a me questa domanda? Certo, la sua è superbia. Oppure concentrazione nel ruolo? Concentrazione nel ruolo sicuramente, superbia non credo proprio. Ecco, allora il tuo amico Balletto, il secondo Balletto, non potrà lagnarsi di non essere stato citato, era soltanto un escamotage. Allora, continuiamo con le dichiarazioni del Presidente della provincia di Cagliari. Non esiste nessun pericolo per la salute pubblica dovuto all'apporto di sabbia sul litorale. È chiaro che nell'area interessata ai lavori, che termineranno il prossimo 30 di aprile, i bagni sono vietati per motivi di sicurezza. Il Presidente della provincia fa sapere che in base a un DPR che cita sono previsti lungo tutte le coste prelievi d'acqua con periodicità bimestrale a cura del presidio multizonale della ASL, che è stato chiesta una deroga sui normali controlli, visto che per legge non si possono fare quando ci sia l'esistenza di cantieri aperti. Non c'è nessuna ordinanza di divieto di balneazione, conclude Balletto, legato alla qualità delle acque che sono sempre le migliori in Italia. Questo giusto per chiarezza, in quanto nelle ultime ore si sono rincorse un po' diverse notizie, addirittura ieri o nei giorni scorsi, tra Pasqua e Pasquetta, si parlava di spedizioni di cagliaritani che andavano a cercare ordigni metallici nella speranza o comunque nella curiosità di trovare altri residuati bellici nella spiaggia del Poetto. Fra l'altro va anche detto che quella era una zona presidiata di avvistamento e con delle stazioni di tiro che servivano durante la Seconda Guerra Mondiale per prevenire l'arrivo in rada di eventuali sommergibili soprattutto, o comunque navi nemiche, quindi è anche logico. Erano bombe serie quelle? Quelle erano bombe serie, sì. Senti, due argomenti: Fondazione Banco di Sardegna con rinnovi delle cariche e l'altro Porto Canale. Semplicemente, il recente accordo tra centro-sinistra e centrodestra può averci dato la sensazione che i popolari avessero ritrovato la concordia con gli ex comunisti e avessero influito su questo accordo. E sembrava una grande notizia, perché sembrava anche che i popolari invece non fossero più in buona armonia con i post-comunisti a causa della fondazione. In effetti non è successo niente. Allora diciamo subito. La fondazione aveva come presidente l'ex rettore Palmieri. L'ex rettore Palmieri ha raggiunto un fruttuoso accordo con la Banca Popolare Emiliana,
che oggi detiene la maggioranza del Banco di Sardegna, con un escamotage di libera contrattazione. Ha preso i soldi della fondazione e invece di metterli nel Banco di Sardegna, li ha depositati nella Banca Emiliana e ha detto agli emiliani: voi adesso, se volete, vi prendete questi soldi e vi acquistate l'altra quota del Banco di Sardegna che vi consente di diventare padroni. Ovviamente tutto questo doveva essere coronato dalla riconferma di Palmieri per un'operazione che era un'operazione che comunque andava fatta, anche perché la Banca d'Italia chiedeva alla Banca Emiliana di impadronirsi al Banco di Sardegna perché così non poteva andare avanti. L'accordo era stato raggiunto. Allora il presidente dell'azienda Banco di Sardegna sarebbe stato il professor Sasso, il vicepresidente della fondazione sarebbe stato l'onorevole Raggio, ex parlamentare europeo, uomo di grande spicco e di grande storia personale nel Partito Comunista, e Palmieri sarebbe stato riconfermato. È successo un piccolo fatto. Per una serie di ragioni che io attribuisco più a una rottura di rapporti tra i popolari e i post-comunisti, c'è stato un approccio di questo tipo. Allora, i post-comunisti vanno, i PDSini, io ne parlo con rispetto, ben inteso, vanno da Gian Valerio Sanna, segretario regionale del Partito Popolare, e dicono: senti, ma non ti va bene se noi indichiamo Dorascenzi alla presidenza? Dorascenzi è oristanese, è amico di Gian Valerio. Ritenevano che Gian Valerio potesse accettare questa indicazione, disattendendo invece la sua amicizia con Giago, perché tutti sanno che il rettore, ex rettore Palmieri, è un uomo di Giago. Gian Valerio Sanna dice: no, non ci sto a questo accordo, io mi batto per Palmieri. Se non che le cose vanno diversamente. Palmieri fa di tutto per non piacere a nessuno. Viene raggiunto un accordo e viene scelto non Dorascenzi, amico di Gian Valerio, ma viene scelto un ex democristiano, oggi non lo è più, ma sono quelle trasmigrazioni, ed è il professor Arro. Il professor Arro è semplicemente un uomo, un amico, un sostenitore del deputato popolare Soro. Allora, è zuppo o pan bagnato? Allora, diciamo, Gian Valerio Sanna ha fatto di più. Nel momento in cui ha saputo che sarebbe stato indicato professor Arro e Dorascenzi, fa un comunicato dicendo: Dorascenzi non è iscritto al nostro partito, e Arro, Arro è stato iscritto alla DC, ma non lo è più. In effetti lui ha pagato un tributo all'amicizia dei Giago, ma a dire la verità il suo partito non ha avuto danno da questo cambio di cavallo, perché quello che non ha avuto Giago lo ha avuto Soro. Quindi a me è parso che si siano ricompattati gli interessi dei popolari con quelli dei post-comunisti. Stiamo andando in... Complicata? Complicata, ma sicuramente chiarissima per coloro che queste cose le seguono. Potremmo non parlare delle cose complicate, come quella del portocanale. Sì, è quella... La rinviamo per la prossima volta. Tanto, volta. L'ammiraglio, c'è una cosa molto bella che si dice di solito: ci sono 3 modi di fare le cose: un modo giusto, un modo ingiusto e un modo militare. Il nostro ammiraglio opera molto bene, grazie. Una comunicazione di servizio che interessa a me, siccome adesso stiamo andando in diretta per chi ci sta seguendo in questo momento, mentre nel corso della nottata in molti, mi auguro, ci seguiranno in differita. Ho bisogno di sapere quanto tempo abbiamo per quanto riguarda il nastro sul quale stiamo registrando. Nel frattempo ne approfitto per dirti che finalmente è arrivata la pioggia. Ti sarai accorto che viene giù da 48 ore, che si stanno riempiendo i bacini, ma comunque la nostra task force regionale sta operando per non farsi più cogliere di sorpresa. Abbiamo infatti dei rappresentanti che sono in Kenya per andare a studiare un sistema di irrigazione, mentre si sta preparando una congrua spedizione per andare ad un convegno che si tiene in Australia dal 7 al 13 di aprile, grande convegno di interesse soprattutto tecnico, quindi dovrebbero andare soprattutto i tecnici esperti. Mi auguro che non salti in testa qualche politico
con la finanziaria probabilmente all'epoca non ancora C'hai un'aria troppo approvata. divertita raccontandolo. No, perché non racconti quello che c'è dietro? No, Il modo perché- con cui ci si è fatti a pezzi per poter partecipare in cassetta a questo viaggio. Perché ti potrei anche dire che tutto questo fa il paio con dovendo decidere per quanto riguarda Cagliari città turistica e dovendosi occupare di crociere. Oddio, il Mediterraneo è la patria delle crociere, ma i nostri amici con Preferiscono consulenti al l'Australia. seguito, no, sono andati a Miami perché pare che lì si impari meglio, ovviamente queste sono opinioni personali, ognuno è Cosa padrone. impareranno da questi viaggi? Speriamo almeno a parlare l'inglese, visto che di solito sono costretti a servirsi degli interpreti. 2 minuti, hai una battutina da fare? No, quale? No, No, nessuna. Nessuno. Mario Cabasino in linea? No, per Nessuno. darci un flash? Vorrei dire una cosa, se vogliamo proprio citare Picasso. C'è molto dilettantismo con questa classe politica. E sarebbe meglio ricordare ad alcuni, che peraltro hanno posti di responsabilità, che gli artisti immaturi imitano, gli artisti maturi rubano. Ecco, farebbero meglio a rubare il mestiere dell'amministrazione senza cambiare linea politica e senza cambiare convento ideologico. Grazie a Pino Careddu, direttore e microeditore di Sassari Sera. Giusto lo spazio nel nastro per inserire la sigla. Grazie per essere stati con noi. Le 22 di mercoledì, quando chiudiamo, appuntamento non so quando. Comunque alla prossima puntata di Punto Regioni. Grazie.